Veneto la trattativa tra i ministeri leghisti e quelli a guida 5 Stelle è vicina alla conclusione. L'annuncio del ministro Stefani che assicura il testo dell'intesa è già in gran parte definito e contiene tutte le 23 materie. La tragedia di Montecchio Maggiore, fermato il 49enne Salvatore Pangallo dopo aver massacrato l'anziano padre, era andato a giocare alle slot. Tentato stupro di paese, individuato dai carabinieri presunto responsabile, si tratta di un sedicenne di origini straniere, la 61enne aggredita è libero e ho paura. Guardia di Finanza in comune a Treviso, accertamenti sulle grandi mostre di Marco Goldin, sereni gli esponenti del PD che governavano in quel momento, fiducioso che tutto si chiarirà anche l'attuale sindaco Conte. Una donna straniera protesta con l'autista dell'autobus per la velocità del mezzo e lui le risponde con bestemmie e insulti razzisti, il tutto ripreso da un'altra passeggera in un video. Il sindaco di Rocca Pietore ha annunciato che presenterà una querela penale per diffamazione aggravata nei confronti della turista bresciana che su Facebook aveva definito i bellunesi lazzaroni e assistenzialisti. Giorno della memoria, i ragazzi delle medie della Val Brenta entrano nella carrozza matta, proprio quella che più di 70 anni fa trasportò gli ebrei nei campi di concentramento. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'autonomia del Veneto, con le parole pronunciate oggi a Venezia dal ministro Stefani. La trattativa tra i ministeri leghisti e quelli pentastellati, ha detto la Stefani, è vicina alla conclusione. Il testo dell'intesa, ha assicurato, è già in gran parte definito e contiene tutte le 23 materie richieste dalla Regione. Siamo in delle battute finali sulla redazione e la definizione di quella che è la bozza di intesa, l'intesa stessa. Dopo la serie di incontri serrati dell'ultima settimana, il governo è vicinissimo a chiudere l'intesa tra i diversi ministeri sull'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ad annunciarlo il ministro agli affari regionali Erika Stefani. Vi è stato un grande dialogo anche con tutti i ministri sia del Movimento 5 Stelle che di ministri della Lega, e sono state superate a mio avviso alcune perplessità che erano state avanzate da alcuni ministri ancora nel corso dell'autunno. Io spero e auspico che queste siano quelle ultime 2 settimane veramente determinanti. Il termine di questa fase del percorso verso l'autonomia resta quello fissato alla fine dello scorso anno, 21 febbraio. La scadenza è stata data dal Presidente Conte, è stato un sollecito nei confronti di tutto il Governo e tutti i ministri di rispondere a quella che è una domanda di autonomia molto forte. Il confronto non ha annacquato i contenuti di un'intesa che porterà un provvedimento vero e non di facciata, garantisce il Ministro. Gli aspetti tecnici sono per la gran parte già definiti. Le 23 materie ci sono tutte, questo è indubbio. E la declinazione interna è abbastanza articolata perché sono materie, vedesi per esempio l'ambiente, che dal 2001, tempo in cui è stata approvata, è stata modificata la norma della Costituzione 116 terzo comma, è cambiato veramente il mondo per quanto riguarda anche la materia ambientale, assolutamente molto complessa, ma proprio tecnicamente complessa. Meno vicino a una definizione il tema cruciale delle risorse. Il criterio della spesa storica, puntualizza Stefani, è necessario in questa fase per non penalizzare le regioni del sud, ma in futuro dovrà essere superato in favore di un sistema più equo. Il costo storico è la base iniziale cioè il primo step. Il raggiungimento di quello che è l'obiettivo, quello dei fabbisogni standard, che nella previsione, nella domanda che io ho fatto, che ho sottoposto al MEF, è quella che entro un anno devono essere strutturati i costi standard e i fabbisogni standard. Questo è un procedimento che coinvolge tutta l'Italia, cioè tutte le regioni dovranno conformarsi ai principi che sono sottesi proprio al fabbisogno standard. La cronaca adesso con quanto accaduto qualche giorno fa nel Vicentino a Montecchio Maggiore. I carabinieri hanno fermato il 49enne, il figlio dell'anziano, picchiato alla testa. L'uomo è accusato di aver ferito gravemente il padre e dopo questo sarebbe andato a giocare alle slot machine. Montecchio Maggiore, dopo 36 ore di fuga confusa, è ora in carcere Salvatore Pangallo, il figlio 49enne che ha massacrato di botte l'anziano genitore Francesco Pangallo lasciandolo in fin di vita. 36 ore spese tra la provincia vicentina e probabilmente veronese, la sua prima tappa dopo la lite furiosa e i colpi sferrati al padre, probabilmente con una sedia, sono stati in un bar di Montecchio per giocare alle slot. In tasca qualche centinaia di euro presi in casa prima di andarsene, poi giocati. Ore probabilmente davanti alle
macchinette che lo portano anche a vincere tra i 1.500 e i 1.700 euro, ma in tasca, quando lo fermano i militari, poco lontano dalla tenenza di Montecchio, ha sole poche centinaia di euro. Salvatore non ha opposto resistenza addosso, aveva ancora i vestiti dell'aggressione con le macchie di sangue. Ha affermato inizialmente che era sua intenzione costituirsi. Nessuna ammissione di quanto era successo? No, lui evidentemente è molto stressato, insomma. Ora Salvatore è in carcere a San Pio X in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo che dovrebbe tenersi lunedì. Su di lui l'accusa di tentato omicidio con possibili varie aggravanti, accusa che potrebbe tramutarsi in omicidio se il padre, 89enne, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in condizioni disperate, non ce la facesse. Un rapporto, quello di Salvatore, con il padre difficile, le liti erano frequenti e non mancavano le minacce. Quel figlio che non era riuscito a farsi una propria vita, che aveva perso il lavoro in un'impresa conciaria, che non faceva nulla, e poi la continua richiesta di soldi che finivano nel gioco delle slot fino alla lite violenta di giovedì. Il padre colpito più volte alla testa, la strenua e inutile difesa dell'anziano in carrozzina che finisce in terra in una puzza di sangue. Il rientro della madre in casa dopo la spesa che vede il marito a terra e incrocia il figlio mentre esce uno scambio di poche parole e lei che chiama il 113. E adesso proseguiamo con la cronaca, con quanto accaduto nel Trevigiano a Paese mercoledì intorno alle 20, quel tentato stupro in strada. Ebbene, i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile. Si tratta di un sedicenne di origini straniere, residente anche lui nel comune di Paese. Va rimandato in patria, si sfoga la vittima, la 61enne aggredita, che dice adesso di aver paura, sapendolo ancora libero, mentre il padre e i vicini del ragazzo lo descrivono come una bravissima persona. Sono contenta, l'hanno preso. Vorrei ringraziare tutte le forze dell'ordine, tutti i cittadini di Paese che mi hanno aiutato, le persone che mi sono soccorse, però questo va mandato a casa. Commenta così la 61enne vittima della tentata violenza sessuale per strada di mercoledì sera a Paese l'individuazione del suo presunto aggressore, che sarebbe un ragazzino di origini straniere di appena 16 anni, denunciato a piede libero, vista la minore età, dai carabinieri. Ragazzino che un passante poco prima avrebbe fotografato fuori da un supermercato, come mostra questa immagine, consegnando poi la foto agli investigatori. Giovanissimo, residente anche lui a Paese, figlio di una coppia integrata da anni nella comunità, senza episodi significativi alle spalle prima di ieri pomeriggio, quando lo stesso minorenne si è reso responsabile della rapina in stazione di una cinquantenne contro la quale avrebbe puntato un coltello per farsi consegnare 80 euro, quindi del furto in zona Castellana della borsa che un'altra donna teneva nel cestino della bicicletta. Sarà il magistrato ora a stabilire un'eventuale misura cautelare a suo carico, ma al momento il ragazzo è libero e questo non fa star tranquilla la pensionata aggredita. Certo che mi spaventa. È successo a me, ma può succedere a una ragazzina. Una famiglia in Italia da tanti anni, il padre operaio, se dovessero farsi avanti per chiedere scusa, la 61enne esita, poi dice: Non so, magari i genitori, mi dispiace, se vogliono anche parlarmi, per carità, sono qua disponibile. Non ho altre parole. Mio figlio non ha mai fatto niente di male, si limita a dire il padre del sedicenne. Non so se possa davvero aver fatto ciò di cui lo accusano, ma aspetto di sentire l'avvocato. Un vicino di casa ne parla come di un bravo ragazzo. Io non ho mai visto che lui ha fatto una cosa che non va bene, lui è bravo, qua, sempre. Anche la papà, sempre al lavoro, ritorna a casa. Per me è strano, è strano. Se c'è un video, dici che lui ha fatto così, io non puoi dirci niente di questo, ma se non c'è niente, per me non credo che è lui. Forse la persona c'è ancora in giro. Dalla provincia al capoluogo della Marca, Treviso, con la Guardia di Finanza negli uffici di Cassugana, accertamenti in corso sulle grandi mostre che il Comune ha promosso insieme a Linea d'Ombra. Sereni gli esponenti del Partito Democratico alla guida della città in quel periodo, fiducioso che tutto si chiarirà anche l'attuale sindaco Conte, mentre Goldin lascia parlare i suoi legali. Fiamme gialle negli uffici del municipio di Treviso. Già da 2 settimane sono in corso accertamenti sulle procedure che hanno poi portato a tenere al Museo di Santa Caterina
le grandi mostre curate da Marco Goldin tra il 2016 e il 2018, quindi durante l'amministrazione di Giovanni Manildo. Storie dell'impressionismo e la mostra dedicata allo scultore Auguste Rodin. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno voluto esaminare contratti, atti dei dirigenti, deliberazioni di giunta e consiglio comunale. All'esame delle forze dell'ordine anche la documentazione contabile. Non sarebbe l'operato del privato, ma piuttosto quello dell'amministrazione pubblica al vaglio della finanza, con il personale di Cassugana che ha dimostrato piena collaborazione. Attendiamo l'esito di questi accertamenti, non è stata aperta nessuna indagine, quindi non penso che ci sia alcunché, però attendiamo l'esito degli accertamenti. Confidiamo nell'operato, siamo sicuri dell'operato dei dirigenti del Comune di Treviso, che siamo sicuri di aver operato nella legalità. Il dato di fatto è che le mostre di Goldin hanno cambiato la cultura in città, hanno portato soldi e più turisti che hanno portato sicuramente ricchezza in città. Sarebbe da fare luce su molte altre mostre in città che forse non hanno portato altrettanta ricchezza. Un esposto all'origine delle verifiche della finanza, quasi certamente presentato dall'ex consigliera comunale del Partito Democratico, poi candidata a sindaco, Maristella Caldato. Lo dà per scontato anche l'attuale sindaco Mario Conte. Credo che sia una partita tutta interna alla precedente amministrazione, quindi PD contro PD, speriamo venga fatta subito chiarezza. Io ho massima fiducia di tutti i protagonisti di questa vicenda, da Marco Goldin a Giovanni Manildo e soprattutto dei tecnici comunali, quindi sono convinto che tutto quanto verrà risolto e chiarito al più presto. Dispiace però che magari queste partite interne alle logiche di partito poi danneggino l'immagine di una città. Marco Goldin, direttore di Linea d'Ombra, lascia parlare i suoi legali che in una nota precisano che la società nulla sa dell'inchiesta in corso. Linea d'Ombra, scrive l'avvocato Vittorio Domenichelli, rimane assolutamente fiduciosa nell'operato degli inquirenti e non ha, prosegue la nota, alcuna ragione per dubitare della piena regolarità degli atti comunali che, autorizzando l'utilizzo degli spazi museali, hanno consentito alla città di Treviso di godere di mostre di rilevanza internazionale e richiamato quasi 400.000 visitatori. E restiamo in provincia di Treviso con le immagini di un incidente mortale avvenuto poco prima delle 17 lungo la strada provinciale che da Oderzo conduce a Pordenone, in territorio comunale di Mansuè, all'altezza di un distributore di benzina. A scontrarsi frontalmente due auto, una Fiat Panda e una Citroen C3. Violentissimo l'impatto, come potete vedere anche dallo stato delle due utilitarie. Uno dei due conducenti, quello a bordo della Panda, è morto sul posto. Si tratta di un uomo, un 72enne residente a Mansuè. L'altro automobilista, si tratta di una ragazza, è stata consegnata in condizioni serie ma non in pericolo di vita all'equipaggio del suo M118, intervenuto sul posto con l'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale di Treviso. Sul luogo del sinistro anche vigili del fuoco e carabinieri che dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Strada temporaneamente chiusa e traffico comprensibilmente in tilt da entrambe le direzioni in attesa dei rilievi e della rimozione dei mezzi. E un incidente sul lavoro è accaduto all'alba di oggi a Padova. 2 persone sono finite in ospedale per dei controlli dopo la rottura di un contenitore di acido cloridrico. 2 persone sono state portate all'ospedale per controlli dopo la rottura di un contenitore di vetro da 2,5 litri che conteneva acido cloridrico al 37%. È successo all'alba in un'azienda in via della ricerca scientifica a Padova. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i locali e coperto con del materiale assorbente le chiazze ancora presenti del prodotto. Il personale del SUAM 118 ha preso in cura i 2 lavoratori venuti a contatto con i vapori dell'acido, che a scopo cautelativo sono stati accompagnati all'ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri. Un uomo e 2 donne, tutti 25enni, residenti in provincia di Rovigo, sono stati arrestati dai carabinieri di Verona con l'accusa di estorsione. È l'epilogo delle indagini dei militari dopo una serie di incendi, furti e danneggiamenti subiti dall'anno scorso ad oggi dai titolari di un centro ippico, costretti alla fine a cedere alle incessanti richieste estorsive. Ad ogni episodio seguivano puntualmente messaggi con richieste di denaro e minacce, fino a quando i titolari si sono rivolti ai carabinieri che dopo le indagini sono risaliti ai 3 italiani. Fa discutere a Padova un video che riprende un autista mentre insulta delle passeggere. L'azienda Bus Italia Veneto ha lanciato un appello per aiutare ad identificare il responsabile.
La tratta è presumibilmente urbana, il periodo è presumibilmente estivo, l'autobus è quasi vuoto. Una passeggera che dall'accento pare originaria dell'Europa dell'Est fa osservare all'autista che sta correndo troppo. La reazione del conducente è, secondo un video diffuso dal Corriere del Veneto e che aveva iniziato a circolare anche tra gli autisti di Bus Italia, fino ad essere acquisito dai vertici aziendali, una sequela di insulti ed epiteti irripetibili che coinvolgono anche la donna seduta in fondo al bus, la quale, filmando la scena col cellulare, aveva invitato l'autista a moderare i termini. Io le ho chiesto di scegliere le parole, ci sono i bambini in autobus, di scegliere le parole. Il presidente di Bus Italia Veneto, Andrea Aragona, lo ha definito un comportamento gravissimo e inaccettabile. Durissimo anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ha invitato l'azienda a prendere provvedimenti seri, parlando anche di licenziamento. E in effetti il video è già stato, come detto, acquisito dai vertici di Bus Italia Veneto, proprio con l'obiettivo di risalire all'identità dell'autista. Se qualcuno avesse notizie lo invitiamo a comunicarcele, perché appunto siamo intenzionati a prendere dei provvedimenti nei confronti di chi ha utilizzato questo tipo di linguaggio con un atteggiamento assolutamente non accettabile. Per quanto una persona magari possa essere affaticata e stressata sul posto di lavoro, debba comunque cercare di darsi un contegno, specie se si lavora a contatto con la cittadinanza. Ecco, insomma. Non si tratta di una arrabbiatura di un secondo. Convegno oggi a Padova, presente anche l'ex Presidente del Consiglio Gentiloni, che è intervenuto sulla questione immigrazione e dice che teme l'isolamento dell'Italia. Un conto è difendere i nostri interessi, cosa che qualsiasi governo deve fare. Un conto è isolare il proprio paese. E io sono molto preoccupato quando vedo un paese isolato nel contesto europeo, alleato soltanto di paesi, alcuni paesi dell'Europa dell'Est, che certamente non possono aiutarci né sulle partite economiche e tantomeno su quelle migratorie. Un paese isolato non è un paese più forte, ma è un paese meno sicuro. Se a questo si aggiungono delle prove di forza muscolari sul tema dell'immigrazione, di nuovo io non ci vedo una ragionevolezza, cioè mi sembra l'utilizzo di questioni che possono essere risolte molto facilmente, senza chiusure, non ci sono più emergenze di flussi migratori di nessun tipo. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, inaugurazione dell'anno giudiziario oggi a Venezia, si è stato lanciato un appello per quanto riguarda la carenza di organico e poi accelerano i tempi della giustizia nella nostra regione, che restano comunque decisamente troppo lenti e si mantengono generalmente stabili i reati. Questi gli altri elementi emersi nel corso della cerimonia. Aumenta in Veneto la presenza della criminalità organizzata, crescono i reati economico-tributari e quelli a sfondo sessuale. Calano invece drasticamente gli omicidi volontari, 51 nell'ultimo anno contro gli 83 del precedente, ma risultano più che raddoppiati i tentati omicidi, da 77 a 186. I dati sono stati diffusi dal procuratore generale della Corte d'Appello, Antonio Mura, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Grimani. Sostanzialmente abbiamo dati che solo per alcune figure di reato si discostano dal trend degli anni passati, ma non in un modo che possa segnalare impennate e nemmeno purtroppo naturalmente cadute di certe figure criminose. In calo le pendenze, che erano oltre 73.000 nel 2016 e sono scese a meno di 67.000 nel 2018, nonostante la cronica carenza di personale amministrativo negli uffici. Le procure della Repubblica hanno un tasso di smaltimento che ha superato, diciamo, l'unità, nel senso che cioè ci sono meno procedimenti pendenti nelle procure rispetto all'anno scorso. Questo in una condizione operativa problematica credo sia un altro fattore che la cittadinanza può apprezzare come ragione, spero, di fiducia.
Sul fronte delle buone notizie scende anche la durata dei procedimenti. Per arrivare a una sentenza occorrono mediamente 100 giorni in meno nel civile e 78 in meno nel penale rispetto allo scorso anno. I processi penali prescritti sono stati il 37,5%, un numero decisamente alto ma nettamente inferiore al 54% di 2 anni fa. È soprattutto il tema degli organici a preoccupare i magistrati intervenuti alla cerimonia, alla quale ha presenziato la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. È la prima volta che la seconda carica dello Stato partecipa all'inaugurazione di un anno giudiziario a Venezia. Al suo fianco la ministra Erika Stefani, il governatore Luca Zaia, il patriarca Francesco Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari. Sono stati spesi circa 50 milioni di euro per le opere urgenti già concluse, attivate o in procinto di partire nei comuni colpiti dal maltempo di fine ottobre e inizio novembre in Veneto. Ad annunciarlo il commissario straordinario, il governatore Luca Zaia. Tra le opere eseguite in questi 2 mesi trascorsi, quelle più complicate e importanti hanno riguardato i settori idraulici e di difesa del suolo e il settore della viabilità, in gran parte anche in sostituzione delle amministrazioni comunali. È previsto poi l'arrivo di una seconda tranche di finanziamenti statali per circa 150 milioni di euro, di questi una quota di una quarantina di milioni verrà assegnata come anticipo ai 20 sindaci che sono stati nominati soggetti attuatori per la pulizia dei boschi schiantati dal maltempo. E tra i comuni principalmente colpiti dal maltempo quello di Rocca Pietre, il cui sindaco Andrea De Bernardin ha annunciato che presenterà una querela penale per diffamazione aggravata nei confronti dell'autrice del post apparso qualche tempo fa su Facebook, nel quale una turista bresciana aveva apostrofato la popolazione di Rocca Pietre colpita dal maltempo come lazzaroni, assistenzialisti e indegni. Alla querela, ha spiegato il sindaco, farà poi seguito una causa civile con richiesta di danni. Non si può pretendere di dire in internet tutto quello che si vuole, ha spiegato De Bernardin, offendendo un'intera comunità che ha già dovuto subire uno scossone non da poco a causa dei danni del maltempo. Il sindaco ha poi aggiunto: non ho mai querelato nessuno in 10 anni da primo cittadino, ma stavolta mi sembra proprio il caso. E adesso parliamo della giornata della memoria, con i ragazzi delle medie della Val Brenta che sono entrati nella carrozza matta, proprio quella che circa 70 anni fa trasportò gli ebrei nei campi di concentramento. In prigione, torturati per farli parlare e dopo sono stati inviati a Auschwitz, da dove mio padre non è mai tornato. Daniela Cavalli è figlia di una delle vittime della follia nazista. Deportato nel campo di concentramento di Auschwitz il padre, deportato in uno dei convogli stracolmi di disperati come la carrozza matta, quel vagone del terrore che oggi a Carpanè resta a memoria di uno dei periodi più bui, atroci della storia dell'umanità. Nel giorno della memoria si vuole ricordare quel 27 gennaio 1945, quando le porte del lager di Auschwitz furono spalancate. Non dimenticare diventa fondamentale soprattutto diventa coinvolgere i giovani, loro che dimostrano una sensibilità unica. Che effetto ti ha fatto entrare? Un po' paura. È una cosa forte perché sai che su quella carrozza ci sono salite tante persone che poi non sono più tornate indietro dal loro paese, quindi fa tanto effetto. Noi eravamo già in 13-14 dentro e eravamo stretti, pensare che ci sono state più di 50 persone lì dentro fa un po' effetto. Emozioni forti perché lì dentro ci sono state persone che poi non sono più tornate. Sinceramente quando sono entrata mi è venuta la pelle d'oca. Fa tanto senso entrare là dentro. Mi fa pensare che in questo mondo oltre ad avere il bene c'è anche il male, però queste cose si possono riparare negli anni. È stata anche l'occasione per premiare i 3 migliori iscritti dei ragazzi delle medie di Valstagno e Solagna legati alla Shoah, ognuno visto dal suo punto di vista, come Cecilia. Ho raccontato la storia di un cane che vive la deportazione del suo padrone, a cui è molto affezionato e che è costretto ad abbandonare una parte di sé che non ritornerà più. Veronica invece ha dato voce alla carrozza della deportazione. Diciamo di come si è pentita di essere stata creata. Vincitore Cesare che si è calato nei panni di un ex generale nazista. Il mio bisnonno è stato anche in un campo di concentramento, ha lavorato là. E per tutti un messaggio. Dobbiamo dire di nuovo ai giovani che la diversità è una bellezza e una ricchezza. Siamo tutti della stessa razza, la razza umana.
Con queste parole si chiude questa edizione del nostro telegiornale dedicato al Veneto. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Nel Veneto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con probabili precipitazioni deboli e diffuse tra il pomeriggio e la sera. Non si escludono locali nevicate fino a quote collinari. Temperature minime intorno ai -3 e 0 gradi, massime tra i 3 e 6 gradi. Vediamo che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà variabile al mattino, nuvoloso o coperto dal pomeriggio con probabilità di qualche precipitazione locale in serata. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 5 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Alternanza di sole e nubi per tutto l'arco della giornata su tutti i settori. In serata possibili precipitazioni ovunque. Temperature minime comprese tra i 4 e 5 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.